Ecco, come si diceva, l'onorevole Alessandro Maran si può dire l'uomo del momento, almeno per quanto concerne la politica, e soprattutto capace di raccogliere strali da sinistra in quantità industriale. Abbiamo già detto la questione che non cerca busta paga, questo passaggio alla lista Monti è un'altra cosa. L'altra critica era non ha voluto fare le primarie, quindi poi si è trovato fuori, quindi poi eccetera. Cosa pensa effettivamente di queste primarie? Grande esempio di democrazia, si è detto comunque dappertutto. Lei invece che da osservatore eretico a questo punto cosa no, io l'ho detto, le regole proposte, e questo era il mio caso, che tra l'altro avevo reso esplicito in una lettera al segretario provinciale, le regole proposte presupponevano un consenso molto concentrato, anziché la provincia si sarebbe potuto scegliere la circoscrizione regionale, tanto per capirci. Cioè lei aveva paura di Brandolin? No, le dico subito, ecco. Presupponevano consenso molto concentrato e il sostegno della corrente di maggioranza del partito. Quando poi si decide di derogare Brandolin, ha ottenuto una deroga dal centro, da consigliere regionale, no, che ovviamente lascia un posto in consiglio regionale, preclusa Brussa, no, che nella stessa provincia, preclusa tutti gli altri. E naturalmente libera un posto rende la gara impossibile, soprattutto perché, come a me è capitato, ha svolto compiti generali, non semplicemente come dire, in rappresentanza di un territorio specifico. Io sono stato vice capogruppo dei deputati del PD, mi sono occupato, ho fatto capogruppo agli affari esteri, in commissione giustizia, insomma, ma questo non è il mio solo caso. Dal 2001. La nostra capogruppo in giustizia, un magistrato di valore, Donatella Ferranti, non ha fatto le primarie a Viterbo, perché non è normale che chi si occupa di questioni di questa natura dal lunedì al sabato, lavorando in miniera in una delle questioni più complicate del paese, debba dipendere dal giudizio di un comune di 1000 abitanti, insomma, per capirci. Ma soprattutto il meccanismo in realtà... È un giudizio poco democratico il suo, Non è poco democratico perché le spiego, basta vedere i dati, per come è capitato. Alla fine quello che è sembrato l'appello al popolo è servito a riconfermare e rilegittimare tutto il gruppo dirigente che rimane intatto, guarda caso, anche perché il gruppo dirigente centrale si protegge andando a fare le primarie in Calabria o in Puglia, l'elenco è interminabile. E si garantisce il gruppo dirigente centrale facendo rotolare le teste degli oppositori interni e di qualche dirigente periferico. Questo con la democrazia non ha nulla a che fare. Io ricordo un'esperienza, queste esperienze avvenivano nella Cina della rivoluzione culturale, non nella... E torniamo ai comunisti allora, torniamo ai comunisti, abbiamo detto che ci sono ancora, però prima dei comunisti una cosa, ascoltavo sulle cariche che ha avuto e il ruolo che ha avuto all'interno del partito. Lei è un ingrato a questo punto. Sì. Perché? Ma perché insomma ha avuto cariche importanti, ha potuto lavorare in un partito molto importante, ha dato un contributo formidabile, ma questo è anche grazie appunto al DS prima, PD adesso, o no, o sbaglio? No, figurarsi, io anzi ho avuto il privilegio di rappresentare il mio territorio e di servire il Paese in uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica. E ho cercato di farlo. Berlusconi? E questi 10 anni sono il periodo più difficile della storia della Repubblica. Dopo ci arriviamo anche a Monti, però la lasciamo andare. No, figurarsi. E l'ho fatto naturalmente al meglio delle mie possibilità. Ho avuto anche appunto la possibilità di lavorare ricoprendo anche incarichi importanti. Naturalmente però io non è che mi sono limitato, come dire, io ritengo che la politica non sia semplicemente diventare qualcosa, sia fare delle cose. Io mi sono battuto tutti in questi anni per fare il PD, cioè costruire non lo voleva quasi nessuno, se vi ricordate come stavano le cose non molti anni fa, cioè per fare anche in Italia come in Europa, per contribuire a costruire una sinistra moderna, una sinistra buona per il moderno conflitto sociale e politico e non per quello di 50 anni fa. Questo è il percorso che viene interrotto. Superamento famoso tra laici. Vi ricordate com'è complicato? Perché negli altri paesi appunto i filoni che contribuiscono a fare la sinistra sono... Anche Casini è d'accordo su questo? Io spero che sia d'accordo. Che è d'accordo su un'altra cosa che vi dico subito. Cioè questo sforzo viene interrotto silenziando e mettendo alle porte la corrente e l'area riformista. Questo è il punto. È la deriva identitaria che
oggi mette un limite per i perimetri del PD, tanto che guardate che basta vedere le candidature, chiarissimo. si candida Mario Tronti e si cacciano Ceccanti, Vassallo e Morando. La deriva identitaria. È una scelta. Ed è una scelta che io non ho condiviso e naturalmente l'ho detto. Ma perché l'ha detto? Ma scusi, c'è un problema, ma perché lo dice mercoledì scorso? Mercoledì scorso dice un giornalista, ma la cosa è semplice. Un giornalista di livello, facciamo il nome, anche un blog, insomma, Marco Ballico, scrive il giovedì, che qua c'era da noi Serracchiani, Maran, non tradirò mai il PD. Ho detto resto fedele, non ho detto non tradirò mai. No, ma questo c'è scritto. Sì, poi dopo, improvvisamente, giovedì sera, lei con Brussa sta a Gradisca di Sonzo a fare una riunione degli eretici. No, non era una riunione degli eretici, povero Brussa. Che cos'era? Dei rivoluzionari? Brussa, le cose sono... No, eretico, Brussa non è eretico. Le cose sono molto semplici. Io sono, è come ovvio, disposto ad accettare il fatto che Maran non faccia parte della lista. Non è un problema. Ed è un giorno. Io non sono disposto ad accettare all'indomani, dopo la riunione della direzione nazionale, quando leggo le liste, che tutta l'area libera sia fuori. Questa è la differenza, ma non è una differenza di nulla. Naturalmente capita in un momento convulso, a dimostrazione del fatto che io non avevo assolutamente premeditato, no, di dare un calcio al tavolo e farlo saltare. Ma io non accetto e penso che non possa passare sotto silenzio il fatto, non che non ci sia Maran, che è una cosa, vabbè, capita, ma che non ci sia nessuno. Non è possibile che nessuno dei 15 firmatari dell'appello a favore dell'agenda Monti vengano cacciati e che l'unico che si salva, tra virgolette, è Giorgio Tonini perché viene eletto in un collegio uninominale che presuppone il sostegno del centro. Non è possibile che tutta quell'area politico-culturale che ha definito le coordinate culturali della sinistra che noi abbiamo oggi e del PD sia messa alla porta. Questo è inaccettabile, anche perché, e vengo alla questione Monti, Casini, eccetera, eccetera. Oggi la fondamentale dicotomia, la scelta che c'è in Europa, in tutta Europa, è quella fra riformismo e populismo. Abbiamo fatto un convegno sabato scorso. Non necessariamente, perché il campo non è diviso tra destra e sinistra, non si sovrappone. Ci sono populisti a sinistra, ci sono populisti a sinistra e ci sono riformisti a destra. Ecco, il problema è che nel nostro paese oggi la vera differenza che sarà di fronte alla scelta degli elettori è noi vogliamo continuare su una strada faticosa, ma che implica la necessità di cambiare il paese, o noi vogliamo pensare che si possano mantenere i difetti e l'anomalia del paese così come sta? No, volete tornare indietro. L'unica speranza per questo paese era un profilo di bipolarismo. Voi state cercando di rendere evanescente anche questo profilo dell'alternanza cosiddetta. E Berlusconi, Ingroia e Grillo rappresentano il populismo, non rappresentano nessun bipolarismo comparabile con quello che accade in Europa. Senta, non ha mai citato Renzi però, ha citato Casini, ha citato Monti, eccetera. Renzi direbbe, se voi pensate di fare riformisti con Casini e Fini, è come andare a Capo Horn con il pedalò. No, sbaglierebbe, perché Monti, che ad esempio si è proposto di costruire questa ipotesi, questo polo riformatore, e si è detto anche nell'intervista, ho sentito in una battuta che ha fatto la segretaria del PD, Monti non è riformismo, non è riformista, si è detto una stupidaggine, che naturalmente chi soggiorna ogni tanto a Bruxelles dovrebbe saperlo meglio di altri e di chiunque altro. E senza Monti non avremmo sbloccato lo stallo nella politica europea. Con Monti noi abbiamo consentito di avviare il coordinamento delle politiche europee e abbiamo consentito di recuperare il processo di costruzione. Se noi non coordiniamo le politiche europee in quella sede e non abbiamo un processo di costruzione che porti all'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea, noi non risolveremo i problemi italiani. Noi condividiamo i nostri stessi problemi con gli altri paesi europei e le soluzioni, se ci saranno, saranno comuni. Coordiniamo con il direttore la trasmissione. No, appunto, volevo vedere se aveva finito un po' Lenarduzzi di fare il suo show personale. Mi dica invece una cosa, riformismo, grandi ragionamenti, grandi riflessioni, questo ingaggiare, questo ingaggio di un capolista che viene dall'UDC e passa per essere un integralista sostanzialmente dal punto di vista delle grandi questioni della vita, della morte, eccetera, eccetera. Che senso ha? È riformismo anche questo? O è riformismo bianco? È riformismo... cos'è? Immagino che sarà, immagino perché ovviamente non spetta a me. Con lei non c'entra niente. No. La formazione delle liste è l'ultima cosa. Però non la mette un po' in allarme il fatto che riescano a mettere insieme, adesso non dico nani e ballerine, ma insomma
nero e bianco, rosso e blu? Fino a un certo punto, nel senso che io sono stato collega della Binetti, deputato del PD, eletta nelle liste del Partito Democratico. Quindi si è allenato già? Non nel senso che evidentemente le scelte le avrà fatto qualcuno del Partito Democratico, non è che l'ho fatta io o la Binetti. Nel senso che non è... Anche della Bindi? Della Bindi, un elenco, se vuole glielo aggiungo, che su queste posizioni hanno avuto accenti non molto diversi. Nel senso che io frequento e conosco, mi è capitato di seguire anche per il Partito Democratico le vicende negli Stati Uniti, ci sono deputati democratici che fanno impressione. Altra cosa, no, un altro mondo. È normale, non è un altro mondo, è il primo paese del nostro mondo, sì. Non è un altro mondo. È normale che informazioni ampie che si pongono il problema di costruire maggioranze ampie o comunque hanno una vocazione maggioritaria, le sensibilità siano costruite e la rappresentazione delle sensibilità sia costruita in maniera di prendere il più possibile e di coprire uno spettro più ampio. La vera condizione, che è l'unica importante, è che sia consentito a tutti di sostenere, come ovvio, un principio di laicità. Io sostengo le mie posizioni, non quelle del candidato capolista alla Camera. Questo valeva per la Binetti e questo vale per Gigli. Ho capito. Pensa che avrà degli scambi di vedute con questi personaggi oppure restate in compartimenti stagni per cui ci sta Gigli, ci sta Maran, ci sta tutto quanto, ci sta tutto e il contrario di tutto. Come accadeva nel PD o nel PDL. Vabbè, allora tanto valeva. No, perché il confronto sempre col PDL? Voi siete migliori, voi siete quelli che questo lo penseranno voi siete quelli che leggete Scalfari, voi siete sera. quelli di Repubblica, quelli del Molino di Bologna. Lei casca male perché quando dice a me quelli di Repubblica, lei casca male, non conosce l'area riformista del PD. Non conosce l'area... guardi che... Neanche c'è un problema, però è che rivela una, come dire, inconsapevolezza della vicenda storica di questi del dopoguerra italiano. L'area riformista, prima, addirittura nel PC, e l'area liberal non hanno niente a che vedere con la caricatura della sinistra che legge Repubblica, che è la migliore. La nostra battaglia all'interno... La nostra battaglia all'interno del PD è per dire semplicemente che noi eravamo come gli altri e vogliamo trasformare l'Italia sapendo che abbiamo i limiti che hanno tutti quanti, sapendo che noi siamo convinti, insomma, possiamo sbagliare. Pegorer è area liberal? Cos'è Pegorer? Secondo lei? No, lo chiedo a lei. Questa volta ti hanno fregato. Senta, io adesso comincerei a cambiare anche registro perché quando dicevamo che Maran è uomo di valore non lo dicevamo così per piaggeria. Io sono andato a cercarmi delle cose, ho trovato che nel 2000 parlava di sobrietà e di oculatezza nella spesa e di razionalizzazione, di efficienza nel sistema pubblico, eccetera, eccetera. Mi dica a che punto siamo 13 anni dopo e come si è affinata la sua considerazione di queste problematiche. Dopo il collasso dell'anno scorso, quando Monti viene chiamato perché il nostro sistema è già andato, non dico dove è andato, ma insomma... Ecco. In default. Quasi in default. Il presupposto del cambiamento doveva essere semplicemente questo. Noi prendiamo atto del fatto che non possiamo continuare nella vecchia maniera. Faccio degli esempi così ci capiamo. Sì, anch'io ne ho. Ma se vuole, le dico subito, dopo mi spiego. Facciamo parlare l'ospite però. L'ospite, sì. Certo. E che ospite? Com'è possibile che noi abbiamo 6, 8, dipende dal conto, forze di polizia? Posso fare l'elenco, 3 delle quali sono militari, 3 punti di PIL, il 30% il costo, complimenti, in più della Germania. Finalmente. Bene. Gli altri paesi, tutti i paesi dell'Ocse, ne hanno 2. Possiamo farne 2? Prego, continui. Esercito. Abbiamo almeno 40.000 esuberi. L'elenco è interminabile. Lo faccio, non interminabile, ma faccio lei stava nel PC, perché non ha mai detto queste cose? Lei non mi segue, non mi segue perché queste cose io le ho dette, e come testimonia il suo collega, sì, e mi sono battuto perché queste cose non solo si dicano, ma si facciano. E questa è la battaglia che è avvenuta in questi anni. E questa è la battaglia ci faccia anche ancora qualche esempio così la gente, esempio è quelli che ci interminabile. ascoltano. Il collasso nel nostro sistema di giustizia civile ci costa 1 punto di PIL. Se si sommano questi punti di PIL si capisce che cosa dobbiamo fare per tornare a crescere.
vale per il nostro sistema educativo, e spiega soprattutto il collasso del civile perché l'Italia ha il più basso tasso di investimenti stranieri, perché se non si riescono, non si possono nemmeno rispettare i contratti, chi è che deve buttare i soldi? Ci sono tribunali che funzionano però, come mai Infatti, non sono capaci? Perché funzionano? Perché il caso nel civile è quello di Barbuto a Torino, esatto, o in Alto Adige. Barbuto è anche stato premiato, il premio alla bilancia di cristallo, premio europeo. Vedete che se c'è l'impegno da parte dei funzionari si può lavorare bene anche nei tribunali. Ma una cosa in più, si può farlo senza modifiche legislative rilevanti e senza aumento di personale. Però il nodo è un altro. Il punto è che per affrontare queste questioni bisogna anche far cadere qualche tabù. Non è vero che il nostro sistema giudiziario è il migliore del mondo, si può cambiare, si può intervenire. Non è vero che il nostro sistema, articolazione dei tribunali, non può essere toccato. L'elenco è interminabile. Questo caratterizza oggi che cosa significa essere riformisti o no. Vogliamo cambiare come... Per grosso modo allinearci agli standard degli altri. Anche nella burocrazia, oggi sa che a Trieste hanno arrestato 4 dipendenti comunali perché andavano in giro, è già la seconda volta che capita. Era assenteismo. Dico, non li hanno arrestati perché andavano in giro, li hanno arrestati perché si facevano timbrare le cartelline. Timbrare poi se ne andavano, quindi un'ipotesi di reato abbastanza grave, no? Quindi, dico anche questo, no, ma c'è un problema però su questo, voglio dire, lei sostiene Monti. Monti è stato quello che ha prosciugato soprattutto le specialità e le autonomie, in questo caso anche la nostra regione. Tenga presente, costi standard del Friuli Venezia Giulia applicati in tutta Italia significherebbe un risparmio di tantissimi miliardi. Ecco, se andavi sulla cifra... No, però posso dire che 600.000 dipendenti del pubblico impiego, 600.000 sicuri, fissi. Bisogna aspettare Monti per mettere... No, per fortuna che stia lontano, perché se continua ad arrivare Monti, finisce anche la specialità. Ma la nostra regione è in grado di, ad esempio, arriva ai costi standard, allineare i propri dipendenti alla media delle altre o no? Cioè, per mettere mano alle province o diminuire i dipendenti pubblici della regione, cosa bisogna aspettare che... No, parliamo di costi standard applicati. Non mi sembra. Non la seguo. Vediamo, le posso fare una domanda più sintetica? Cosa vuol dire essere riformisti in questa regione? Questa regione, come secondo me... E prendiamo dentro anche il discorso economico, finanziario, della gestione dell'amministrazione. Secondo me significa essere disposti a litigare, a farsi insultare per produrre quel cambiamento di cui c'è bisogno. Il nostro paese non potrà rimanere in Serie A, per capirci, mantenere il tenore di vita che abbiamo, che è il più alto nella storia dell'umanità, mantenere condizioni di sicurezza e di pace in Europa che sono le più lunghe dal dopoguerra, se noi non prendiamo sul serio le sfide che abbiamo di fronte. Le sfide sono molto semplici. Una, il mondo è cambiato. Lo spostamento di ricchezza dall'ovest all'est del mondo è la ragione della grande crisi, che non è solo congiunturale. I 2 Marò in India stavano scortando una petroliera. Noi dobbiamo garantire ormai con una flotta dai pirati la libertà di transito delle navi. È un paese che ha il 92% di import energetico. Non può continuare a dire non vogliamo nucleare, che si può dire certo, ma non vogliamo i rigassificatori, non vogliamo le pale eoliche, non vogliamo... Cioè, se dà un grande no, poi deve dire tanti sì. Altrimenti il prezzo qual è? Che abbiamo i militari in 30 paesi. Allora sì al rigassificatore a Trieste? Io non so se... ma lo dico. No, io dicevo sì anche a quello a Monfalcone, ma vi ricordate come abbiamo fatto col referendum? L'abbiamo perso, se vi ricordate. Però il punto è che io non sono in grado di stabilire se quella è la localizzazione giusta. Io sono in grado però di dire che non può non esserci una localizzazione giusta nel paese. E neanche una non sta in piedi. Il che significa che su tutti questi terreni il mondo è cambiato. La necessità di tornare a crescere, e tornare a crescere significa recuperare produttività, la necessità di ristabilire un assetto istituzionale che sia efficace. Vedo dei gesti, non si preoccupi. Gesti dalla regia che ci indica che sta arrivando un fantasma. Un assetto istituzionale che sia adeguato al mondo di oggi. La nostra dimensione di comuni è quella medievale. Anche il fisco che va nel tinello degli italiani proposto da Monti? Cioè questa cosa del redditometro? Parlando della regione. Sentiamo che c'è in linea. Ma Pronto? le due cose stanno insieme. Se non si spende di meno non si può tassare di meno. Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera. Ma senta, ma questi signori qua, no? Questi politici qui che saltano da una frasca all'altra, no? Cosa pretendono di essere credibili? Beh, basta così. Praticamente lui era del partito del PC, poi è passato al PD,
poi è passato quell'altro e adesso è passato quello lì. L'eredità, no? Come possiamo credere a sta gente noi qua? Adesso glielo spiega. Grazie della telefonata. Prego, buonasera. Dunque, PC può essere la radice, no? Però i passaggi non sono passaggi, sono trasformazioni del partito. Ma c'è un cambiamento. Da Livorno a Grado. L'ammetto molto semplicemente. In Parlamento oggi non c'è nessuno dei partiti che hanno dato vita alla Costituzione. Nessuno. È il partito più vecchio, la Lega Nord. Qualcosa è successo, non è che non è successo nulla. No, il più vecchio è il Partito Radicale. Che non fa gruppo, quindi no, non c'è. Gruppo, è all'interno del gruppo del PD, perché altrimenti se dovesse andare alle elezioni non verrebbe eletto nessuno. Quindi oggi in Parlamento non c'è nessuno dei partiti che hanno dato vita alla Costituzione. C'è il cambiamento che ha la grande esplosione, il grande Big Bang, che dopo l'89 ha trasformato la politica italiana, travolta poi dagli scandali del 92, non si è assestato. Il tentativo di costruire quel bipolarismo di cui si parlava è naufragato, perché il punto vero è che con Monti c'è lo spartiacque, che ha a che fare con il fallimento di Berlusconi, ma con il fallimento di quel bipolarismo. Non solo con... Senta, la credibilità, questo concetto abbastanza pericoloso da maneggiare. Certo, la credibilità risponde a una necessità, a un rapporto di fiducia che ha a che fare non soltanto con la relazione, ma anche con le politiche. È ovvio che ciascuno dei politici che poi saltano, come si dice, si sottopone al giudizio degli elettori. Punto. Senta una cosa, visto che ha citato il Partito Comunista, la sua formazione politica fonda in quelle radici lì. Cosa di quella cultura le è rimasto nel DNA e cosa ha lasciato per strada? Quelle sono stati, come la Democrazia Cristiana, peraltro, grandi scuole di politica e soprattutto nel rapporto con la prospettiva e la gente, cioè radicamento da una parte, dall'altra parte guida. La dico in una battuta, non è possibile pensare che, come è stato rilevato qualche giorno fa, quando una giovane donna di Tor Viscosa diventa pilota del Jumbo, vi ricordate la prima donna italiana che guida un Jumbo, lo fa dopo 12 anni di apprendistato. Non è possibile pensare che si possa guidare il Jumbo dopo 12 anni e si possa pensare di guidare l'Italia senza aver fatto nulla. Le cose non funzionano. Come Monti? Le cose non funzionano. Non ha mai avuto esperienza di governo. È stato commissario europeo. Grazie a Napolitano. Ha guidato l'Europa. Scusa, fai finire la... È più articolata, no? E cosa ha lasciato per strada? Me lo fa dire. Ovviamente quello che va lasciato per strada non è il rapporto, la genuinità, l'importanza della politica come azione collettiva. Va lasciato per strada la Chiesa, l'ideologia, l'idea che quell'esperienza è l'esperienza dalla culla alla tomba. Oggi l'appartenenza non esiste più. Allora, spiegate al signor politico che non ci interessa se vince il nero o il rosso, vogliamo gente onesta. Cambiano, vabbè, poi c'è una frase, cambiano le cose, ma non cambiano gli strumenti, diciamo così, ma la sostanza non cambia, detto in modo un po' più truce. Basterebbe sostituire alla parola politica gli altri. Si capisce il problema. La politica sono gli altri. La politica e i difetti della politica sono anche la spiegazione delle nostre difficoltà, è sempre colpa degli altri. Se la politica non funziona è lo specchio del paese, noi dovremmo cercare naturalmente di trovare il modo di aggiustare uno strumento che si è rotto. Commissione Giustizia per l'Ulivo, chi ha un avviso di garanzia può essere candidato sì o no? Adesso questi sono elementi che appartengono, dipendono moltissimo dalla sensibilità e dalle... No, ma secondo lei... No, ma mi lasci dire, dalla mutevole sensibilità e dai momenti. Qualche anno fa i deputati del PC erano pieni di avviso di garanzia perché cercavano di accompagnare gli operai in sciopero, chiaro? Lo sciopero addirittura non era legale. Deputati... Si andavano con le pistole, mi pare. No, non si andava con le pistole, adesso no, diciamo così. Si andava con le pistole. Quando molti diritti sono stati ottenuti e affermati con degli scontri. La battaglia per ottenere il diritto di sciopero è stata una battaglia fondamentale. E quelli che hanno accompagnato questo sforzo e hanno ottenuto un avviso di garanzia non vanno ricandidati? Non lo so. O non va ricandidato il disgraziato. Adesso la sensibilità fa sì che sia opportuno evitare che visto che c'è sfiducia e diffidenza, che ci siano questi equivoci. Quindi oggi non si può farlo. Dopodiché un emblema del nostro paese come Mattei, con la sensibilità di oggi, sarebbe in galera o imputato con 25 procedimenti. No? Come Berlusconi.
Quindi le cose cambiano. Senta, io l'ho chiesto prima come si fa a essere riformisti o cosa bisogna fare per essere riformisti in Friuli Venezia Giulia, e intendevo appunto complessivamente la questione anche appunto di amministrazione. Questa cosa dell'Europa è qualcosa che non viene presa sotto gamba sostanzialmente. Oggi le agenzie hanno battuto una dichiarazione della Serracchiani in cui si sosteneva che il Friuli Venezia Giulia è fuori dalle liste della zona di cooperazione eleggibili nel nuovo programma Croazia-Italia. Vuol dire che soldi da quel lato non ne prendiamo, a meno che non riusciamo a fare una trattativa importante. Ecco, questa partita dell'Europa, che è un'altra delle cose di cui non si riesce, come dire, a parlare, a mettere al centro dell'ordine del giorno, secondo lei può essere una cosa riformista? Certo, noi avevamo pensato, intanto come fatto generale, la crisi italiana 89-92 si risolve, o comunque viene avviata a risoluzione, immaginando di fare come in Europa. L'idea era molto semplice: cerchiamo di allinearci a quello che fanno gli altri, di imparare dagli altri e di utilizzare anche fondi, provvidenze, che non sono più nella disponibilità di uno Stato che si è impoverito, che vengono dall'Europa. Il bilancio è tragico perché la gran parte delle regioni non è in grado di utilizzare i fondi europei, i fondi comunitari, ma è tragico anche perché il nostro processo di adattamento, e torniamo lì al riformismo che non c'è stato, è mancato. Esempio, negli anni 90 la Germania ha dimezzato i propri comuni. Lo ha fatto l'Inghilterra, il Belgio, la Danimarca, l'elenco interminabile. Perché? Perché sono cattivi? No, perché l'organizzazione territoriale deve superare le barriere medievali di comuni che avevano la distanza che si poteva percorrere di giorno nelle ore di luce, in un contesto in cui andiamo a 130 in autostrada. Insomma, non si può. Noi in questi 20 anni avremmo dovuto e potuto modificare la nostra organizzazione, non l'abbiamo fatto. In una regione come la nostra, che ha autonomia in questo campo, potestà primaria, come si direbbe, è che l'80% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, non si è fatto nulla. Il ritardo ventennale è la dimostrazione di come per noi l'Europa sia una cosa. Vediamo se c'è un'altra... Sì, ma c'era nella legge 142 del 90. Un'altra telefonata. Conti quanto tempo è passato. Un tondo hanno cominciato. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ci dica. Io volevo testimoniare il mio sostegno al senatore Maran per la scelta che ha fatto, e a differenza appunto del telespettatore che ha chiamato prima, proprio perché per quello che è successo nel PD con queste primarie, che hanno dimostrato tutt'altro che il PD sia un partito democratico, insomma. Praticamente chi ha avuto la meglio è stato il vecchio partito comunista, e tutti i renziani, tutti i veri riformisti sono stati epurati. Quindi il senatore Maran ha fatto bene, io lo sostengo, questo volevo dire semplicemente. Grazie. Non ancora senatore. Non ancora, non ancora senatore. L'Europa ha posto la democrazia a rischio, sa, noi abbiamo svenduto la nostra sovranità, perché devono pagare sempre i cittadini? Quella sventura della sovranità mi fa ridere. L'Italia senza la flotta inglese e l'esercito francese non sarebbe diventata uno Stato nazionale. Ma anche più di recente, lei è uno storico. Ma anche più di recente, l'assetto derivato dalla seconda guerra mondiale fa dell'italia un paese integrato in uno spazio molto più ampio. Torniamo alle nostre povere. Qualcuno può pensare di risolvere i nostri problemi, l'immigrazione o la demografia, senza gli altri? Beh, gli altri si disinteressano un po' sull'immigrazione. Il guaio vero è che al nostro governo si è disinteressato per un pezzo, no? Vabbè, sì, anche questo. Si è interessato troppo. Ho visto i risultati a Londra e a Parigi. Torniamo alle nostre povere cose. Il caso Maran e comunque questo dibattito ancora così abbastanza effervescente all'interno della sinistra, del centro-sinistra, avrà delle ripercussioni sulle regionali? Io credo che un gruppo moderato in regione può nascere, non può nascere secondo lei? Io la vedo così. Io credo che il successo eventuale, insomma, auspicabile dal mio punto di vista, adesso di questa polo riformatore che si raccoglie attorno alla proposta Monti. A quanto vi auto... Non so, io ho visto i sondaggi, ma non ho idea se corrispondano 13, 12, io non ho idea. È un bel risultato. Comunque, questo successo potrebbe anche riaprire la discussione all'interno del PD, contribuire a ricostruire un'area riformista che è stata annientata. Potrebbe anche riproporre la questione del riformismo contro populismo in termini collaborativi, nel senso che è molto improbabile che la prossima legislatura
nazionale possa essere consegnata nelle mani di un'unica forza. Io non credo all'autosufficienza. E come farà dopo con Bersani? Vi incontrerete dopo? Non lo so, bisognerebbe chiedere a lui. Quindi è improbabile, di questo sono comunque convinto, è improbabile che il futuro dell'Italia si possa giocare in una condizione in cui non ci siano recuperate condizioni di collaborazione tra le forze politiche. Cioè, se noi dobbiamo cambiare troppe cose nel nostro modo di vivere, di lavorare, di pensare, di funzionare, perché non ci sia una necessaria... Cioè, perché non finisca la guerra civile ventennale? Questo potrebbe anche aprire uno spazio regionale. L'avete avviata voi con l'IMU. Va bene. La guerra, ma per l'amor del cielo. Ma sì, IMU uguale Monti. L'IMU intanto l'ha voluta il centrodestra che si parla. Non sulle case di proprietà. Non sulle case di proprietà. Sentiamo cosa ci dicono da casa invece. Non ho sentito né a destra né a sinistra qualcuno dei candidati... No, allora, qui è arrivato un altro, dice: è vero che la Serracchiani lo ha immolato perché è antifriulano? Questa mi pare una versione che non... Non saprei, io sono nato qui e vivo qui con la mia famiglia da qualche migliaia di anni. Con i friulanisti ha polemizzato. Ma certo, ma perché il Friuli non è soltanto i friulanisti. Cioè, io vengo da un'area, ragazzi, che è sempre stata di questa regione da qualche migliaio di anni, ma non necessariamente friulanista. No, Deborah non è. Deborah non è friulana. No, cioè tra i due, non ho capito. Adesso io non sono friulano. Vabbè, il discorso era immolato perché... Ma non credo, queste secondo me sono stupidaggini. Va bene, allora dicevo, non ho sentito né a destra né a sinistra qualcuno dei candidati promettere tagli agli sprechi al costo del baraccone pubblico. Chi mi promette ciò lo voto, però se a sinistra mi tapperò il naso, vabbè, insomma. Poi ce n'è un altro: la politica è una cosa, i politicanti fanno pena, va bene. Perché Maran non ha partecipato alle primarie, abbiamo già detto. Per spendere meno si può eliminare le regioni e non le province. Insomma, ecco, queste erano non più la o provincia, meno... il 22 va a Roma, corre a Roma a votare la riduzione dei consiglieri regionali? Comunque il mood, il sentiment è: non avete il coraggio di arrossire nonostante i vostri privilegi. Questo non vale, credo, personalmente per Maran, ma sempre per la classe politica intesa come casta. Cosa vuole? Perché qui c'è un intreccio di... Siamo sempre alla politica gli altri. Bene. In Italia oggi... Cioè dice, se voi avete votato quei personaggi, facciamo 50-50. Nel nostro paese siamo tutti vittime carnefici. Ogni anno lo Stato italiano ogni anno nel bilancio deve pagare per le pensioni baby, vi ricordate quando si andava a 14 anni? Bene, 7 miliardi di euro. La prima è qua a Palazzetto. Avremmo un sistema di ammortizzatori, anni, 6 mesi un giorno, di ammortizzatori sociali universalistici. È questo l'intreccio e il groviglio che fa sì che è difficile tagliare la spesa pubblica, perché la spesa pubblica significa anche ma è quello che voi salari volete riportare, Maran, volete tornare lì voi? Volete tornare alla quando dice voi dice chi? PCDC. Ma perché adesso dà a me le responsabilità? Contro gli opposti estremisti. Ed è questo quello che vuol fare Monti. No, il Monti grande centro. No, Monti vuol trovare una soluzione che sia... Mi meraviglio di lei, l'alternanza. Se no, vuole trovare una soluzione che consenta a questo paese di essere governato. Ridurre le tasse. È governato. Certo che bisogna ridurre le tasse, ma per ridurre le tasse bisogna ridurre le spese. O no? Perfetto. Senta, la questione friulana. L'area riformista cosa prevede riguardo alla lingua friulana? Se prevede qualcosa. In realtà si tratta di dare semplicemente attuazione a quello che c'è. Si tratta di rifinanziare provvedimenti che ci sono già e, semmai, approvare definitivamente il contenitore della Carta europea. Punto. Bene. Come vede la Serracchiani candidata presidente in regione? Deborah è una donna di qualità, insomma, bravo nel cielo. No, che può competere, che può competere in maniera molto efficace con Tondo, no? Sì. Competere o vincere? E questo dipende da molte variabili che allo Stato vedo del tutto imprevedibili. Il cuore voterebbe, lei come cuore voterebbe per Serracchiani, la mente per Tondo? No. Ma se le cose, come è stato detto, vanno come devono andare, chissà cosa succede, no? Il centro riformatore si costituisce... Esatto, in proprio. Sta salendo Berlusconi sui sondaggi, secondo lei?
Va bene, dai, adesso combatte. stiamo facendo domande random e quindi è meglio che chiudiamo, anche perché abbiamo sforato di 7 minuti. 8. Va bene, allora io ringrazio l'onorevole Maran per le cose che ci ha detto e anche per la chiarezza che ha usato nel dire, appunto, per difendere, per spiegare le sue ragioni. Grazie onorevole. Domani chi? Domani Baritussio, Franco consigliere Baritussio, regionale. consigliere Franco regionale. Baritussio. Della destra. Siamo assolutamente anche nel suo caso, anche nel suo è passato dal PDL alla destra. Vabbè, insomma, si vede questo che è perché non poteva candidare più. È una stagione molto complicata. Grazie a tutti, alla prossima. Arrivederci. Buonasera.